Prima partita importante della Scaligera, partecipazione alla Coppa Veneto. C'è un girone che comprende la Scaligera, il Pozzo, il Marchesino e il Bovolone. Vediamoci la prima partita contro il Pozzo. A inizio partita si sono viste un paio di azioni da una parte e dall'altra, azioni di alleggerimento non pericolose, ma è il Pozzo che si rende pericoloso con questa prima azione. Su una successiva punizione la palla è colpita di testa da un difensore e esce di poco a lato. La pressione del Pozzo continua e su questa azione un attaccante spreca tutto quello che c'è da sprecare. I pericoli corsi risvegliano la Scaligera che comincia a buttarsi in avanti con una serie di azioni. E alla fine, con questa rimessa del portiere, una serie di passaggi in azione con magnifica azione corale arrivano anche al gol. Perché ha ripresa perfettamente. Il Pozzo ha subito il colpo, tenta di ripartire con questa azione, ma questo tiro è da dimenticare. L'arbitro fischia e manda tutti a riposo per il cooling break. Ora? Alla ripresa il Pozzo ha voglia subito di pareggiare, ci tenta con un tiro dalla distanza, il tiro è alto sulla traversa. Ripartenza rabbiosa del Pozzo che viene fermato questa volta in fuorigioco. Adesso è la Scaligera che ci riprova su punizione, il tiro è facile preda del portiere. La partita si anima, ci sono parecchi falli e anche parecchie punizioni. Anche stavolta il portiere non ha problemi. Rimessa da calcio d'angolo della Scaligera e colpo di testa abbondantemente alto sulla traversa. Le azioni proseguono da una parte e dall'altra senza troppa convinzione. Ma finalmente vediamo questa ottima punizione, il portiere interviene e devia la palla sopra la traversa. Ancora falli, altre punizioni e anche qualche cartellino giallo. E dalla punizione segnata con questo fallo c'è l'occasione più netta per il Pozzo, colpo di testa di un attaccante e la palla colpisce la traversa. Poi ricade verso l'area e viene messa dentro, ma il gol viene annullato per un fallo sul portiere. Se ne da rivedere con calma il rallentatore. È l'ultima azione, il tempo si chiude sul risultato 1-0 per la Scaligera. Allora, il secondo tempo si apre con questa bellissima azione, bei passaggi, la Scaligera arriva in area avversaria, il tiro non è granché, il portiere para.
La Scaligera quest'anno punta abbastanza sui giovani, vediamoci questa bella azione. La mia polemica l'ultimo paraminato. Guarda che c'è, mamma se te lo metti su. Bel gioco e bei passaggi, purtroppo l'azione viene fermata per un improbabile fuorigioco. Ma che fuorigioco, ma che fuorigioco! La vedremo. Entra coso, cari. Entra ancora un altro giovane, la voglia di giocare di questi ragazzi è tanta, forse troppa, ma questo intervento sembra sulla palla. Sembra così, ma l'arbitro non è d'accordo e arriva il giallo. Toccato la palla, arbitro! No dai, la palla! però Mulissi quando venia spesso metro la fine. Oh, vai. Tiri l'altra! Forse il giallo l'ha un po' scombussolato, si lancia in questa corsa sfrenata. Per fortuna non ci sono danni, ma l'azione è brutta e arriva il rosso. La Scaligera resta in 10. Fatto apposta. Oro Livi. Sei giù bravo, stai lì. La partita diventa una lotta, ci sono grandi battaglie e arriva anche qualche tiro verso la nostra porta. Non male. La battaglia si fa sempre più dura, l'arbitro fa sempre più fatica a controllare la partita. Sei serio? Ha perso la busta. Arbitro, fatti rispettare! Fatti rispettare, arbitro! È un momento difficile, ma con questa punizione rischiamo di chiudere la partita. E arriva il momento di riposare. Alla ripresa è di nuovo il Pozzo che tenta di recuperare il risultato con questa discesa. Il tiro finale è appena alto sulla traversa. Nuovo tentativo, questa volta il tiro è a lato. Marco Del Piero faceva gol da lì. Ci proviamo di nuovo su punizione, il tiro è messo fuori da un difensore. Dopo questo tiro da calcio d'angolo, sulla ribattuta un nostro giocatore arriva al tiro, ci prova ma è alto sulla traversa. Più basso Melo! Ma in quella partita era... Bravo! Bravissimo! Bisogna cambiare la marcatura sul corpo, 5 minuti. Gol del giallo. Bravo Porto! Il Pozzo ha fatto di tutto per arrivare al pareggio, ma siamo riusciti a fermarlo con l'impegno dei nostri ragazzi e del nostro portiere. Su questo ultimo tiro però riesce a colpire la traversa. La partita sta finendo, l'abbiamo portata a casa anche in 10, godiamoci il risultato e speriamo per il prossimo futuro.